Allez-y, Paul. A ringraziare, oggi Presidente di Lodarc, la pluviometria di linguaire non è stata più buona che l'anno passato, tuttavia in un contesto e in un scaldamento climatico che troviamo oggi in Corsica e si facciano di più in più frequente e importante, mettendo in pericolo le filiere agropastorali, in particolare i settori ovino-caprino, ma anche l'arboricolo. Se dispositivi essenziali come il piano Zichita di 2024 hanno permesso di sostenere puntualmente gli agricoltori, pare indispensabile di riflettere a soluzioni durevoli per rispondere a queste difficoltà crescenti. In un piano strategico nazionale, gli aiuti sono attribuiti a diverse filiere, con i livelli di sovvenzioni differenti secondo i bisogni agricoli ben definiti. Così sono finanziati i foraggi, i sistemi di irrigazione, di innacquamento, eccetera, eccetera. Tuttavia, l'agricoltura, e in particolare l'alleu, soffre di una mancanza strutturale d'acqua, peggiorando le difficoltà di quelli che ne dipendono. Ognuno dovrebbe poter avere accesso in modo giusto all'acqua agricola, indipendentemente dall'allontanamento geografico della sua frontiera. D'altronde, la maggior parte degli allevi si trovano in luoghi rurali, in dove l'accesso allo sfruttamento idraulico non basta mica. In parecchie, l'agricoltura rappresenta l'attività economica principale e costituisce qualche volta l'unica dinamica di sviluppo e di mantenimento della popolazione. Tutto qui proniamo a ripopolazione di economie rurali e l'Odarc gioca un ruolo essenziale nella sopravvivenza dei nostri allevi e di quelli che facciano campare. L'allevatore non dovrebbe vendere la sua attività minacciata da mancanza d'acqua. È dunque imperativo di trovare un equilibrio in cui ognuno possa disporre di questa risorsa vitale secondo i suoi bisogni. L'installazione di contatori agricoli rappresenta un prezzo troppo elevato per la collettività, per l'allevatore, ma anche per gli organismi capaci di accordare aiuti. È impensabile di lasciare l'agricoltore morire per mancanza di soluzioni adatte. Tocca dunque all'Odarc, con un sostegno, per esempio, dell'OHC, di pensare a misure concrete per applicarle subito, senza perché essa richiede un bilancio smisurato. E soluzioni pronte e durevoli esistono. L'acqua dei fiumi che attraversano le nostre frontiere dovrebbe poter essere utilizzate di modo ottimale senza costruzioni eccessive. L'aiuto previsto in un quadro di UPSN permette di già acquistare a prezzo più basso un materiale per alimentare le frontiere in acqua. Dunque, ci vorrebbe rinforzare questi dispositivi e di rendere il suo accesso in un modo più facile affinché ogni frontiera ne possa approfittare di modo efficace. Oggi, Presidente, è obbligatorio di portare risposte a questa problematica cruciale. La bene dei nostri allevatori, dei nostri territori e della nostra agricoltura ne dipende. Con una volontà comune e una concertazione tra gli attori concernati si possono mettere in ballo soluzioni viabili affinché l'acqua, elemento fondamentale di ogni attività agricola, sia accessibile a tutti. Dunque vi pongo questa doppia domanda oggi al Presidente di Lodarc. Perché non possiamo mica ispirarsi di Sardegna per la recuperazione dell'acqua, ma come l'Odarc, con il sostegno dell'OHC, potrebbe mettere in opera da rispondere alla mancanza strutturale d'acqua senza imporre costruzioni eccessive. A ringraziarvi. A ringraziarvi. Allora, veramente, una domanda si fa in 2 minuti. Ma bon, di prima volta, è difficile, E anche il burro che sono da poi 25 anni all'Assemblea di Corsica non ci non mica di urte. Ma è possibile?
je ne vise personne. Ma c'est possible, hein, a Hugo et pour Monsieur Laban Giuliani a Bibo di Dino, in dei parlamenti avete 2 minuti, poi mica parla di più, bidaiano microfono, Ecco, ma ringraziabi. A Igo mica berboi, per tutti, ed è capito. Oggi Presidente, avete la parola. Comme la question que vous punite dans les changements climatiques et à répéter. Ciò anticipa l'adaptazione al settore agricolo, ma di noi ciò di radionare l'acqua e a partire dall'acqua tra tutti gli utilizzatori. Tra lo sviluppo urbano turistico e la preservazione di buono stato dell'ambiente e dell'agricoltura sono scelte di società che devono essere fatte. Per la nostra parte, senza ambiguità, la necessità di attaccarsi in priorità allo sviluppo della nostra autonomia e della nostra sicurezza alimentare e di preservare il nostro patrimonio e i nostri saperi fare dalla ruralità. L'accompagnamento da ZDC, dell'ODARC e dell'Ufficio idraulico, non alle problematiche dello scambiamento climatico, interviene a parecchi livelli. Concernant les infrastructures, la CDC, l'OSC et l'ODARC travaillent à un maillage de territoire permettant d'augmenter significativement nos capacités de stockage de l'eau, badine, rehausse de TPROS. Des financements sont d'ores et déjà programmés sur le PTIC afin d'accélérer la réalisation de ces infrastructures et de leur interconnexion. Des projets à l'échelle des petits territoires fonctionnant de façon autonome avec des ressources en eau locales sont également prévus dans des zones bien plus retirées, Marsoulines, Grosse, Cointes et Niol, pour sécuriser le besoin des agriculteurs qui ont été recensés dans ces secteurs. Enfin, la modernisation de toutes ces installations est en cours avec des investissements de nature à augmenter la production d'eau brute en réduisant les fuites sur ces réseaux. Concernant les solutions financières apportées aux agriculteurs, l'ODARC finance, comme vous l'avez dit, effectivement à 50-60% pour les GIA l'ensemble du matériel d'irrigation, y compris d'adduction, captage, forage et de stockage, en mettant l'accent sur la nécessité de la micro-irrigation et l'automatisation bonifiée de plus de 10%. Des mesures agro-environnementales et climatiques permettant d'accompagner tous les producteurs de la gestion de la ressource en eau avec une aide forfaitaire sur 5 ans. J'invite à cet égard les éleveurs disposant de prairies irriguées à souscrire à ces aides de façon à sécuriser leur production et rationaliser leur consommation. L'acquisition de matériel de stockage, d'abreuvement pour les cheptels sont éligibles à des aides allant de 40 à 80% pour les éleveurs ovins, caprins, citernes, bâches. Il est important que ces sollicitations d'aide interviennent en dehors des périodes d'urgence. Bien entendu, l'adaptation au changement climatique ne se résume pas qu'aux aides du PSN. Nous devons apporter dans des périodes critiques. Nous devons aussi sécuriser nos pratiques agricoles, utiliser des variétés résistantes à la sécheresse ou adaptées et un nouveau régime de précipitation. L'ODARC et ses partenaires interviennent sur la recherche et l'essai de semences adaptées selon nos territoires et nos élevages. Stations d'Altiane et de Miachar, valoriser l'espace pastoral sans recourir à une intensification coûteuse de notre agriculture en mobilisant mieux le potentiel foncier des exploitations agricoles, confère l'étude de la filière démontrant d'une part de surface maîtrisée pouvant être cultivée. Adapter des pratiques agronomiques en préservant la capacité des sols à retenir l'eau, travail du sol, fertilisation, agroforesterie, ombrage. Réinvestir l'espace montagnard et la transhumance en poursuivant le travail entrepris sur les estives de la Corse par le comité de massif. Prospecter et inventorier les ressources disponibles dans les territoires.
enseigner et diffuser la connaissance en matière de pratiques pastorales afin d'optimiser l'alimentation des cheptels. Quant au prix de l'eau et son comptage, j'attire votre attention sur les dispositions qui ont prévalu par le passé. Certes, des économies financières ont été faites par les producteurs, mais l'absence de dispositifs et de pratiques fiables n'a pas permis de mettre nos producteurs sur la voie d'une meilleure gestion de la ressource. Or, il n'y aura pas d'adaptation au changement climatique sans que nous progressions en compétences et collectivement sur la maîtrise et la rationalisation de l'usage de l'eau. Telles sont les réponses que nous permettons d'anticiper